Lusitana, 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 forza Lusitana, 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 Lusitana. La Lusitana deve riscattarsi dopo un avvio di stagione balbettante, alzerebbe assai il morale riuscirci contro lo Sporting Hornets che si trova al secondo posto del girone ad un punto della prima. Buonasera e benvenuti al G Sport Village, questa è Lusitana Sporting Hornets Roma. Tutto pronto, dopo i saluti di rito si andrà a battere dal calcio d'inizio. Andiamo a leggere le due liste per la Lusitana: Ricci in porta, Apicelli con il numero 2, Leone col 3, Rossini con la 4, Di Luozzo con il numero 5, Di Vincenzo con il numero 6, con il 7 Tagliaboschi, con l'8 Campanelli, con il 9 Fonti, con il 10 Baccari, con l'11 Duro, con il 12 Doro. Carosi in porta per lo Sporting Hornets, Pandolfo con il 2, Salvatucci con il 3, Cerbarano con il 6, Vanni 4, Tellini 8, Galletti 9, Margaglio 10, Gambelli 11, Lanuti 20, Battistacci con il 7, Frangipani con la maglia numero 5. Sarà proprio ospite a battere il calcio d'inizio. È così, subito pallone all'indietro giostrato dal numero 5 Frangipani, poi uno scambio, la palla che torna proprio sul 5 che si appoggia su un compagno, supera il centrocampo la squadra ospite, allora il numero 7 si appoggia su Gambelli, viene contrastato dal numero 8 Campanelli, sarà calcio di punizione. Laterale verso laterale. 5 signori, laterale. Ok. Può giocare. Dai, Salvo. Questo qua. No, dalla sinistra lei. Il numero 5 direttamente in porta Frangipane, non trova lo specchio difeso da Ricci, prima occasione del match. Allora prova a ripartire la Lusitana, palla per il numero 7 Tagliaboschi che si appoggia su un compagno, pallone che torna proprio per il 7. Poi il numero 11 Duro cerca di far correre il pallone sulla fascia, sarà fallo laterale subito battuto con i piedi da Duro. Allora proprio lui a portare palla in avanti, a servire, a cercare di servire Campanelli, allontana bene. Va bene qua, Arbitro? L'Hornets Roma batte proprio Tagliaboschi per il numero 2 Apicella. Allora Duro, ancora Tagliaboschi che va su Apicella. Tende lo Sporting Hornets la manovra della Lusitana che non trova varchi, allora Duro con l'esterno, Campanelli spalle alla porta, la riappoggia per Duro che riesce a sfondare, poi va a terra un giocatore dello Sporting Hornets, sarà calcio di punizione, era Gambelli ad essere andato a terra, sempre Frangipane sul pallone, viene fatta arretrare la battuta dal direttore di gara. Si appoggia allora sul numero 2 Pandolfo che porta palla con l'esterno destro, poi si appoggia all'indietro proprio su Frangipane. Allora il capitano Battistacci, Pandolfo rientra con il destro, cerca la porta, è troppo alto, Ricci non deve neanche intervenire. Seconda occasione del match per lo Sporting Hornets. 1. Allora Ricci subito per Duro che va su Apicella, pallone che torna al numero 11 che cambia di fascia, va su Tagliaboschi,
ancora duro, una serie di passaggi adesso della Lusitana. È venuto Campanelli a prendere il pallone, si appoggia su Duro che fa correre il numero 8, stretto a tornare ancora indietro da Apicella. Pandolfo cerca di scaricare il tiro, Tagliaboschi è murato molto bene dal numero 5 Frangipane. Allora deve armarsi di pazienza la Lusitana e cercare di trovare il varco giusto. Ancora giro palla, Tagliaboschi, Campanelli, Apicella, Duro cerca di girarsi il giocatore di casa, secondo l'arbitro si è portato anche fuori la palla, sarà rimessa con i piedi. Allora Frangipane sul Pandolfo, cerca Battistacci, Gambelli, ancora Pandolfo, Pandolfo in avanti, il tiro di Gambelli, la risposta di Ricci con i piedi. Pandolfo, Frangipane, la palla secondo l'arbitro è uscita sul controllo di Battistacci. Allora può riprendere il possesso del pallone la Lusitana con Duro che scambia con il compagno Battistelli, ancora Duro, linea di centrocampo, torna indietro su Tagliaboschi che scambia con Apicella, ancora Apicella che va su Campanelli che cerca di portarsi la palla sul destro, poi torna all'indietro per Duro, una serie di finte, non riesce a filtrare il suo passaggio per il compagno, sarà ancora rimessa con i piedi, affidata a Duro che va su Apicella. Allora Tagliaboschi, passaggio per Campanelli che si appoggia per il tiro del numero 2, Apicella non è riuscito a correggere in porta il compagno, buona occasione per la Lusitana. Pandolfo in porta, ancora fuori il pallone. Poi Duro, va su Apicella, buono il suo tiro poco fa, poteva approfittarne il numero 7 Tagliaboschi che adesso si è appoggiato proprio su Duro di tacco all'indietro su Apicella, viene incontro Campanelli, il pallone è troppo lungo, lo scavalca, allora la blocca Carosi e si appoggia subito su Pandolfo. Frangipane torna proprio sul numero 2, è pressato dal numero 11 Duro, ma secondo l'arbitro c'è stato calcio di punizione. Affidata proprio a Pandolfo che decide di battere vicino per Frangipane che torna sul numero 2, allarga per Battistacci che torna proprio sul 2, poi Gambelli, Frangipane. Pandolfo sbaglia il passaggio, può approfittarne Campanelli che scambia con un compagno, il cross dentro basso, non c'era nessuno a poter correre sul passaggio del numero 7 Tagliaboschi. Buona occasione qui per la Lusitana. Allora Pandolfo, Frangipane, Pandolfo per Gambelli che torna proprio su di lui, il numero 2 si allarga ancora sul numero 11 che torna su Pandolfo. Allora Battistacci, Pandolfo cerca il passaggio teso e alto, interviene molto bene Campanelli che adesso però deve allontanare il pallone, riesce a guadagnare una rimessa dal fondo facendo carambolare il pallone su un avversario. Apicella, Duro, buona la pressione dello Sporting Hornets, qui colpisce con la mano Frangipane. Allora Duro scambia con Apicella, a campo per portare un po' il pallone, poi deve andare su Tagliaboschi che torna su Apicella. Allora Duro,
Campanelli cerca di servire il compagno all'interno dell'area, ma deve girarsi il numero 11, poi il passaggio viene ben intercettato, può ripartire Gambelli che allarga tutto su Battistacci, all'indietro per Pandolfo. Pandolfo non c'è spazio, si appoggia su Frangipane, il cross è deviato, guadagna comunque un corner la squadra ospite. Sarà forse proprio Frangipane a battere, poi si avvicina Battistacci, a lui è lasciata la battuta, ancora corner per lo Sporting, sempre Battistacci sulla sfera, all'indietro per Frangipane, buono il cross ma lontana Apicella. L'arbitro decide di dare la rimessa dal fondo per la squadra di casa. Allora Apicella, Tagliaboschi in avanti per Campanelli, non riesce a girarsi, è ben affrontato da Pandolfo, sarà rimessa con i piedi. Tagliaboschi all'indietro per Apicella. Alza duro, pallone che passa per Campanelli che si gira, c'è sempre il solito Pandolfo a murare il tiro del giocatore della Lusitana. Adesso l'arbitro chiede a Battistacci di allontanarsi, pallone all'indietro per il numero 7 Tagliaboschi, il tiro è murato, esce fuori, sarà corner. Subito Tagliaboschi all'indietro per Apicella che ha la palla sul sinistro, si appoggia su Duro, c'è ancora una deviazione, pallone all'indietro per Duro, va in porta, Carosi la mette in angolo. Battete uno dei due, io rimango più dietro. Il cross dentro, deviato da un giocatore dello Sporting, sarà rimessa laterale per la squadra di casa che adesso sta apportando una certa pressione alla retroguardia avversaria. Adesso però pallone intercettato, può ripartire Pandolfo che fa correre Gambelli, non riesce il tocco del numero 11, poi Apicella decide di spazzare lateralmente, quindi Frangipane, Battistacci viene fermato da Duro, viene anche colpito al volto involontariamente. Allora Tagliaboschi, non c'è ostruzione, anzi sì, c'è ostruzione secondo l'arbitro di Pandolfo, sarà calcio di punizione. Confabulano i giocatori della Lusitana, c'è Rossini appena entrato in campo sul pallone, Rossini e Tagliaboschi, il conciliabolo dei due. Il fischio dell'arbitro Rossini, lo schema, Tagliaboschi ha cercato di far correre il numero 4 ma adesso può ripartire lo Sporting Hornets, il tiro e ancora Ricci a mettere in calcio d'angolo, grande parata del numero 1 della Lusitana, batte subito lo Sporting, sarà ancora corner. Pandolfo all'indietro per il numero 10 Margaglio che guadagna un corner. Frangipane ancora per il 10 in porta, ancora Ricci a dire di no a Margaglio. Cross basso dentro, non riesce a deviare in porta Gambelli, anche perché c'è un'ennesima deviazione da parte di un giocatore della Lusitana. Adesso una
Forte pressione dello Sporting, Hornets ne esce con una rimessa dal fondo la Lusitana, adesso deve cercare di prendere una boccata di ossigeno dopo le tante occasioni rischiose. Allora Tagliaboschi l'alza, allontana bene Pandolfo, può ripartire lo Sporting con Frangipane con il sinistro. Il pallone è ben ammortizzato da un avversario, poi qui aggancia bene Margaglio e ferma la ripartenza della Lusitana. Apicella servito da numero 4 Rossini, per Rossini che torna su Apicella, di nuovo per il numero 4. Serie di scambi tra Apicella e Rossini, poi viene servito il numero 3 della squadra di casa Leone che va a terra, secondo l'arbitro c'è fallo, batte subito Leone per Campanelli che va in avanti per Rossini, all'indietro per Leone, murato da Pandolfo, buona occasione per la Lusitana. Apicella ora può battere per Rossini con il sinistro, sarà nuovamente rimessa laterale dalla stessa posizione. Rossini all'indietro per Apicella, per Leone che serve Campanelli, riesce a girarsi all'interno dell'area, va giù, secondo l'arbitro non c'è nulla, si può proseguire. Allora Carosi va su Gambelli che si appoggia su Pandolfo, in avanti per un compagno, era il numero 10 Margaglio che non è riuscito ad entrare all'interno dell'area di rigore con la palla al piede, se l'è allungata, la sfera poi è sfilata sul fondo, quindi Ricci per il numero 3 Leone, il passaggio a cercare Campanelli errato. Allora Carosi per Margaglio, Pandolfo va sul numero 6 Cerbarano e allora Margaglio, affrontato da Rossini, deve tornare sul numero 3 Sabatucci. Margaglio appoggiato su Cerberano, Gambelli, Cerbarano per Margaglio, chiede palla a Sabatucci ed è accontentato, se la porta sul destro. Adesso tanti scambi tra quelli dello Sporting Hornets. Cerbarano serve, Gambelli può ripartire la Lusitana ma commette fallo a Apicella. Viene anche ammonito il numero 2. Sul pallone c'è Margaglio. Rincorsa lunga per lui. Campanelli in barriera. Il fischio dell'arbitro va Margaglio. Cambia gioco su Sabatucci. Poi Cerbarano. Ancora Margaglio ad allargare per Gambelli. Affrontato da due uomini, riesce comunque a servire Margaglio, ma viene poi fermato sul pallone di ritorno per lui, sarà rimessa con i piedi, va proprio il numero 10 ospite. Palla per Sabatucci, in avanti per Gambelli, la stoppa, poi si ferma, cerca un compagno libero, poi il cross, forse è rimpallato su di lui dopo il tocco di un giocatore della Lusitana. Sta di fatto che l'arbitro decide di assegnare una rimessa dal fondo per la squadra di casa, quindi Rossini ha la palla sul sinistro, va su Leone,
Campanelli, Apicella, Rossini, un doppio passo e stava per entrare in area, viene fermato al limite di quest'ultima, sarà calcio di punizione. La rincorsa di Campanelli, il pallone esce fuori, era una buona occasione questa per la Lositana. Allora Carosi, Margaglio, Sabatucci, appoggia su Cerbarano che torna sul numero 10, Margaglio. Due uomini davanti a lui, Margaglio una serie di finte con la suola, poi all'indietro per Sabatucci, un po' rischioso, c'è la pressione di Duro e di Campanelli, non riescono però i due a rientrare in possesso del pallone, poi la sfera esce lateralmente in favore della Lositana, quindi Leone. Rossini allargato su Duro, si appoggia poi su Leone. Allora Duro in avanti per Campanelli, aveva cercato Leone all'interno dell'area, poi intercetta Rossini alla palla sul sinistro, il colpo di tacco all'indietro per Campanelli che calcia fuori scivolando. Buona occasione ancora per la squadra di casa. Carosi va su Sabatucci, Cerbarano, Margaglio, Sabatucci ancora per Margaglio che va giù su contrasto con Campanelli. L'arbitro dice che è tutto regolare, si può proseguire. Allora Leone, Rossini con l'esterno sinistro a servire Leoni che vede Campanelli che deve tornare su Duro. Leone, ancora palla per il numero 11, spazio il numero 3, serve Rossini, poi Cerbarano la mette in fallo laterale e allora Duro viene incontro Leone, servito dal numero 11 che poi va in avanti per Campanelli a spalle della porta, deve appoggiarsi. Ora pressione dello Sporting Hornets per rientrare in possesso del pallone. Campanelli sbaglia l'appoggio su Rossini, è servito il pressing della squadra ospite che è rientrata in possesso del pallone. Margaglio, Sabatucci, c'è la deviazione di Ricci ancora una volta. Margaglio, ancora Sabatucci, di nuovo al tiro. Palla all'indietro per Sabatucci con il destro, ancora il solito Ricci a murare. Margaglio con il sinistro, questa volta la palla è fuori, secondo l'arbitro non c'è deviazione, quindi Duro per Leone, torna ancora su Duro. Campanelli ha cercato un passaggio all'interno del campo, ha comunque guadagnato un corner. Non battere Enrico! Leone all'indietro per il neo entrato il numero 9 Fonti che ha cercato subito la porta. Rossini prende il pallone, lo posiziona sulla linea, la mette dentro, il colpo di testa di Sabatucci a mettere in corner.
Ancora Rossini viene incontro, Leone. Terzo calcio d'angolo di fila per la Lusitana, palla all'indietro per Rossini che si appoggia su Duro, viene fermato bene. E allora poi Galletti si appoggia su Sabatucci. È andato su Cerbarano, ancora sul numero 3. Fa girare ora lo Sporting Hornets, palla per Cerbarano che torna su Margaglio. E allora Sabatucci, tanto possesso per la squadra ospite che cerca un varco, poi il tiro di Cerbarano, non impensierisce Ricci che la blocca. E Rossini va su Duro con il destro in avanti per Fonti che perde palla. Poi secondo l'arbitro commette anche fallo. Ma come fai a fischiare così facile? Come fai? È il quinto della Lusitana, il prossimo fallo porterà a un tiro libero per la squadra ospite. Si lamenta Fonti nei confronti dell'arbitro, era convinto di aver preso il pallone, non è stato dello stesso avviso il direttore di gara. Allora Leone, Duro per Rossini, ancora il pallone per il numero 11, era andato sulla fascia sinistra Rossini, non è stato servito alla Sabatucci, potuto concludere ma Duro ha deviato in calcio d'angolo. Battuto subito all'indietro per Margaglio, palla sul destro, colpisce in pieno Fonti che va ad affrontarlo, riesce a superarlo Margaglio, allora si appoggia su Sabatucci, poi il passaggio di ritorno di Cerbarano è errato, sarà rimessa laterale. Leone palla sul destro, torna su Rossini. C'è Fonti che cerca ancora la porta, c'è una deviazione di un giocatore dello Sporting Hornets, sarà calcio d'angolo, buona entrata in campo di Fonti che ha cercato già 2 volte la porta, poi Rossini il tiro micidiale, la palla che colpisce il palo ed entra all'interno della porta difesa da Carosi. È 1-0 Lusitana. Gran tiro di Rossini che ha freddato Carosi. È rimasto immobile il portiere dello Sporting che però non ci sta ad andare sotto, cerca subito di riprendere il risultato. Allora Margaglio, Sabatucci, numero 5 Frangipane guadagna un calcio d'angolo. C'è Sabatucci all'indietro, la mette dentro per Frangipane, interviene Gambelli che fa 1-1, la riprende subito lo Sporting Hornets. Uno che batte, vai giù figli, lo dobbiamo battere! Fonti per Di Luozzo, Leone, Rossini è autore del gol dell'1-0, subito ripreso però da Gambelli. E allora Leone, Di Luozzo, pallone che arriva ancora al giocatore della Lusitana, poi Sabatucci scambia con Frangipane, Sabatucci va su Gambelli, la mette dentro, il tiro del capitano Battistacci che guadagna ancora un corner. È proprio lui a battere all'indietro per il tiro di Frangipane che si alza troppo. Allora Rossini, Di Luozzo si appoggia su Apicella,
Poi ancora Rossini, buona la sua prova finora, cerca proprio Di Ruozzo che non riesce però a girarsi, gli viene sottratto il pallone, può ripartire lo Sporting con Frangipane che serve Sabatucci. Secondo l'arbitro c'è corner, si può riprendere dal portiere Ricci che ora serve il numero 5 Di Ruozzo. Di Ruozzo porta palla, si appoggia su Apicella che va da Fonti, ancora all'indietro per il numero 2, poi si fa vedere Rossini, scambia proprio con Apicella. Adesso il controllo errato di Rossini e l'ha subito Sabatucci, all'indietro per Frangipane. Battistacci, Sabatucci rientra sul destro, poi è murato, allora è costretto a tornare indietro su Battistacci. Adesso può uscire in pressione la Lusitana, deve lanciare lungo lo Sporting, il pallone che passa, Gambelli si appoggia sul numero 7 Battistacci, il capitano dello Sporting completa la rimonta 2-1. Però considera sì. Allora Di Ruozzo attacca subito a testa bassa la Lusitana per ritrovare il pareggio. Rossini, Fonti che va in porta, il pallone è messo in corner. Di Ruozzo all'indietro per Fonti e c'è anche il duplice fischio dell'arbitro, finisce 2-1 questo primo tempo. Sarà la Lusitana a riprendere il gioco in questo secondo tempo. Duro e Campanelli sul pallone. Fischio dell'arbitro, allora subito la palla su Apicella, torna su Tagliaboschi, allora Duro, lo stop con la suola, poi Apicella, Campanelli si porta la palla, poi torna ancora sul numero 11. Si fa vedere Tagliaboschi, viene servito, adesso può ripartire lo Sporting Hornets, c'è il fallo del numero 7 Tagliaboschi. Subito il fallo proprio il numero 2 Pandolfo che adesso andrà a battere questo calcio di punizione. Si segna l'ammonizione del numero 7 Tagliaboschi l'arbitro e quindi si può proseguire con Pandolfo, scambia proprio con Frangipane. Pandolfo guarda la porta, poi decide di servire il numero 11 Gambelli che si appoggia su Frangipane che va direttamente in porta. C'è il 3-1 dello Sporting che allunga. Ora la battuta dal centro, quindi la Lusitana. Duro sul numero 7 Tagliaboschi. Apicella da Campanelli che però spalle alla porta, guadagna comunque un calcio d'angolo, sarà Tagliaboschi a batterlo. All'indietro su Apicella,
viene dentro per Duro, lo stop con il sinistro, intercetta ancora il numero 11 della formazione ospiti, poi Frangipane decide di accontentarsi di un calcio d'angolo e lascia sfilare fuori la palla toccata da Tagliaboschi. Allora Frangipane all'indietro per il numero 7 Battistacci, autore del 2-1. Tagliaboschi batte questa rimessa laterale in favore della Lusitana, poi la palla arriva al numero 11 Duro, torna su Apicella che l'aveva precedentemente servito, poi cerca di girarsi Battistelli, è bravissimo Pandolfo a non permetterglielo, sarà ancora corner. Passa la palla di Tagliaboschi che ora si appoggia su Apicella, Duro scava dentro per Campanelli che si appoggia ancora sul numero 11, è bravissimo Carosi a dire di no al giocatore della Lusitana. Duro subito all'indietro, lo stop sbagliato di Tagliaboschi, riparte lo Sporting, si appoggia all'indietro il numero 7 Battistacci per Pandolfo, sarà rimessa laterale. Frangipane guarda la porta, la cerca, c'è forse stata una deviazione, sì è così. Allora corner, Battistacci, c'è sempre Frangipane lì dietro che va con l'interno destro, ancora Ricci, frapporsi fra sé e la porta. Allora Pandolfo, Battistacci, Frangipane dopo una cavalcata sulla fascia ha cercato di trovare la porta, non ci è riuscito, mentre Paternò chiama un time out. Palla all'indietro per Frangipane. Allora Battistacci, poi il cross e il tocco del numero 11 Gambelli, forse è il gol di Frangipane, non lo sappiamo, sappiamo però che è il 4-1 dello Sporting. Seduti, Pacchina, grazie. Ci sediamo in Pacchina, grazie. Allora Fonti per Rossini, Di Luozzo, Leone, ancora Rossini, aumentano le distanze fra Lusitana e Sporting Hornets. Allora passaggio in avanti per Di Luozzo che riesce a girarsi, grande uscita di Carosi, poi ancora Fonti con una deviazione, va sul palo, grande occasione qui per la Lusitana. Allora Di Luozzo cerca di alzarla per Leone, il tiro è deviato, poi Rossini e Leone si ostacolano a vicenda. Di Luozzo è fermato da Gambelli, cerca adesso di spingere a testa bassa la Lusitana, ci si è messa anche un po' di sfortuna. Ancora Rossini, rientra sul destro, secondo l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione per la Lusitana, proprio vicino al dischetto del tiro libero. Arretrare la battuta però il direttore di gara. Sistema Carosi la barriera e rincorsa lunga di Rossini. Il fischio dell'arbitro, va Rossini con il sinistro, decisamente lontano dalla porta difesa da Carosi. Allora
Pandolfo. Margaglio scambia con Battistacci. Allora Pandolfo all'indietro scambia con Margaglio, ancora Pandolfo, palla sul destro, decide di allargare per Battistacci, questa volta non riesce la deviazione di Gambelli. Allora Ricci scambiato con Duro, che è andato poi su Leone, ancora Leone. Duro all'indietro per Rossini, a cercare Leone che la mette dentro, riesce a tenerla in campo Duro, poi c'è la deviazione di Carosi sul suo tiro, sarà calcio d'angolo. Allora Duro, pallone intercettato, può ripartire lo Sporting con Gambelli che allarga per Battistacci. All'indietro per Pandolfo, Pandolfo va sul destro, il tiro! Palla incredibilmente alta, c'è stata anche una deviazione. Margaglio all'indietro per Battistacci che va su Pandolfo. Allora Margaglio, c'è la pressione di quelli della Lusitana, Rossini va a portarla a Battistacci che riesce comunque ad alleggerire su Pandolfo, poi Margaglio, ancora Pandolfo, allarga tutto su Battistacci, Margaglio, in avanti, pallone che supera Fonti ed esce lateralmente quando entra il numero 8 Campanelli a sostituire il numero 9 Fonti. Allora continua il possesso della Lusitana alla ricerca del 4-2 che riaprirebbe qualche speranza alla squadra di casa. Poi Rossini, passaggio arretrato che non trova ancora nessuno, quindi rimessa laterale. Margaglio, Pandolfo, non ha fretta la squadra ospite, quindi Margaglio in avanti, pallone che passa, la tocca Gambelli, ancora lui, 5-1 per lo Sporting Hornets Roma. Campanelli su Rossini, adesso si mette decisamente male per la squadra di casa. Leone, Duro, è affrontato da un avversario, aveva cercato Fonti, è intervenuto bene Pandolfo, adesso riparte lo Sporting con Pandolfo, Ricci, buona la sua parata, mantenere viva la partita della Lusitana. E allora Campanelli su Rossini, può ripartire la squadra ospite, ci riesce con Margaglio che la mette dentro, che cosa si divora Galletti all'interno dell'area di rigore. Fretta di riprendere il gioco la Lusitana, si punta la munizione sul taccuino il direttore di gara e si può riprendere, quindi Ricci, Apicella, Rossini lascia Duro, Duro ancora in avanti per il numero 4 affrontato da Pandolfo, riesce a servire Campanelli che va all'indietro per Duro, ancora il rinculo della squadra di casa, quindi Duro con il destro, ancora Murato,
sale l'entusiasmo dello Sporting, ovviamente scende quello della Lusitana, che adesso si trova a dover riprendere 4 reti. Duro, affrontato da Margaglio, c'è calcio di punizione secondo l'arbitro. Batte subito la Lusitana, no, l'arbitro decide che c'è da ribattere la punizione. Allora Rossini si appoggia sul numero 11 Duro. Apicella la mette dentro, ma il pallone è impreciso per Campanelli, che chiama alla calma i compagni. 1, 2, Subito Carosi lungo con le mani a cercare Galletti, non arriva però il numero 9, allora Apicella per Duro. Una serie di finte da parte di Rossini, Galletti però gli sfila il pallone che torna a Duro, non è riuscito però l'aggancio di Campanelli sul passaggio del numero 11, allora Margaglio. Sabatucci intercetta il numero 4 Rossini e guadagna un calcio d'angolo con un tiro al volo. Va Duro a battere subito per Rossini che la mette dentro, non arriva Campanelli. La tiene in gioco Margaglio, poi il tiro, ancora Ricci a dire di no, Campanelli però è spalle alla porta, viene affrontato bene dal numero 10, fa fatica a girarsi, deve andare su Rossini dall'altra fascia, torna su Duro, allora Apicella, ancora per il numero 11 Rossini, cerca di far correre Duro, lo serve all'interno dell'area ma poi il numero 11 esce, arriva Rossini, la deviazione è imprecisa però. Subito Cerbarano per Carosi, lancio lungo, rimane a terra Apicella, secondo l'arbitro c'è calcio di punizione e allora Rossini. Campanelli servito da Duro, non riesce il controllo, esce bene poi Carosi. Allora Sabatucci, lancia in avanti, intercetta Duro, poi Apicella. Adesso sta cercando a tutti i costi il gol del 4-2 la Lusitana, ma si espone infatti alle ripartenze dello Sporting, il cross dentro, è bravissimo Ricci ad intervenire con il piede ed anticipare Galletti. Cerbarano, Margaglio si appoggia su Sabatucci, affrontato da Duro, Sabatucci se la porta sul destro, lancia Galletti che ha cercato di far sfilare la palla, è intervenuto bene però Apicella, quindi Cerbarano, servito Sabatucci che se l'è poi portata fuori, Rossini se la sistema, serve subito Apicella. Poi Duro, Campanelli, Apicella fa correre Duro che poi scivola, comunque, riesce comunque a toccare il pallone ma lo serve per Galletti che va in porta, c'è la deviazione di Apicella, sarà calcio d'angolo. Adesso Lusitana che è alla ricerca di un gol ma si scopre troppo, ne approfitta sempre lo Sporting, poi un tiro al volo di Margaglio che sorvola di poco la traversa, buona occasione qui per lo Sporting Hornets. Rossini va su Duro con il sinistro, Campanelli a spalle alla porta, lotta, si fa togliere il pallone da Margaglio che va sulla fascia destra, la mette dentro, il tocco di Campanelli che per poco
non la mette all'interno della propria porta. Poi la ripartenza della Lusitana con Rossini che lascia a duro, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Rossini, il numero 7, Tagliaboschi, ha cercato dentro Campanelli, allontanato ancora una volta la difesa dello Sporting, poi ha cercato di battere subito la Lusitana, il tiro di Rossini però è impreciso. Cerbarano va su Sabatucci, c'è Galletti alto, viene appunto servito, lo affronta bene Apicella che poi va a terra. E calcio di punizione secondo l'arbitro. Bel duello quello tra il numero 2 dello Sporting e il numero 9 dello Sporting, scusate, e il numero 2 della Lusitana. E allora Tagliaboschi, Apicella, Rossini, l'elastico a servire Campanelli, poi Tagliaboschi, il cross dentro con il petto addirittura Carosi. Cerbarano cerca di ripartire, secondo l'arbitro l'intervento di Tagliaboschi ha mandato fuori il pallone, quindi Sabatucci. Ancora a lungo per Galletti, questa volta riesce a girarsi bene, il numero 9 la mette dentro, interviene Campanelli, poi c'è un fallo di Apicella su Sabatucci, secondo l'arbitro, e quindi calcio di punizione. Il fischio dell'arbitro va a Frangipane, uno schema! Gambelli ha cercato dentro Sabatucci che non è arrivato. Avevano eluso bene qui la difesa della Lusitana, quelli dello Sporting, non sono riusciti però a correggere la sfera in rete, quindi Apicella. Tagliaboschi, stoppa di Luozio, si appoggia proprio sul numero 7, va a terra poi Margaglio, secondo l'arbitro non c'è niente, quindi Tagliaboschi all'indietro per Apicella che cerca ancora il numero 6 di Vincenzo che guadagna un fallo laterale di Vincenzo. Va su Tagliaboschi, sarà ancora rimessa con i piedi per la Lusitana di Vincenzo. Tagliaboschi, Murato, fa buona copertura comunque la Lusitana, poi Tagliaboschi subito per Di Luozzo che la mette dentro, non arriva all'appuntamento di Vincenzo. Rimessa laterale con i piedi per lo Sporting. Frangipane va su Sabatucci, porta palla a campo. Ancora Frangipane, Margaglio che va su Sabatucci. Allora Margaglio scambia con Frangipane. Adesso però c'è la pressione di Vincenzo, Frangipane riesce ad eludere il numero 6, deve poi però tornare indietro su Sabatucci che scambia con Gambelli. Ancora Sabatucci a far correre Gambelli, secondo l'arbitro è calcio di punizione. Può giocare, signore. Questo è il quinto fallo della Lusitana. Allora Sabatucci, Margaglio, Frangipane in avanti per Gambelli che torna proprio sul numero 5. C'è la pressione però della Lusitana, riesce ad uscire, palla al piede lo Sporting molto bene. Allora Margaglio che serve proprio Sabatucci, adesso c'è la ripartenza adesso della Lusitana, 2 contro 1, il tiro ancora Carosi a dire di no, quindi Gambelli
si appoggia sul numero 3 Sabatucci. Allora Gambelli, Margaglio la tiene in campo e serve Pandolfo. Cerca di abbassare ora il ritmo lo Sporting, poi Margaglio va su Frangipane, out di sinistra, torna proprio su Margaglio che va poi su Pandolfo con il sinistro, il pallone non gira ed esce sul fondo. Allora Picella cambia tutto su Tagliaboschi mentre scorre il tempo e si riducono le opportunità per la Lusitana di riprendere la partita. A Picella, mandato da Tagliaboschi all'interno dell'area, ha appena sfiorato il numero 2, non è riuscito però a trovare la porta. Facciamo bene i cambi, ok? Prima esce con gli... Pandolfo all'indietro su Frangipane. Margaglio, Pandolfo, giro palla efficace dello Sporting, ancora Margaglio, Pandolfo, Frangipane salta il suo omologo di Luozzo, poi va su Pandolfo che si appoggia su Margaglio. Allora Pandolfo forse è un po' lunga, riesce comunque a tenerla in campo il numero 2, poi è costretto a metterla fuori. Allora Di Luozzo all'indietro per Leone, Tagliaboschi alza per Di Luozzo che cerca di girarsi verso la porta, guadagna un ennesimo calcio d'angolo per la Lusitana. Tagliaboschi non è riuscito il cross poi di Luozzo, troppo all'indietro per Leone, riesce comunque però a stopparla il numero 3 poi di Vincenzo, cerca di liberarsi di Pandolfo. Veramente sontosa la prestazione del numero 2 quest'oggi. Allora, lo scambio di Luozzo, cerca di metterla dentro, è murato. Allora all'indietro per Leone che va in porta, la blocca Carosi. Va lungo sul fondo. Allora Leone intercetta Margaglio, Margaglio va sulla destra, la mette dentro, miracoloso l'intervento di Ricci. Allora Di Vincenzo, c'è di là tutto solo Di Luozzo, decide invece di andare su Tagliaboschi, fallo laterale per lo Sporting Hornets, sì è così, aveva battuto la Lusitana ma l'arbitro aveva già concesso il fallo laterale a favore dello Sporting. Frangipane affrontato da Di Luozzo, cambia tutto con l'esterno per Pandolfo che alza il pallone per Gambelli che cerca di girarsi su Leone, non ci riesce. Allora Di Luozzo fischia un fallo, assistente, sarà calcio di punizione. Allora subito Leone per Tagliaboschi che se la allarga sul destro, va in porta Tagliaboschi, questa volta riesce ad eludere la difesa di Carosi e fa 5-2. Tanto giro palla da parte dello Sporting. Allora Gambelli, poi Ricci sulla deviazione di Campanelli, ottima prestazione quella di Ricci. Allora Leone, Di Luozzo larga su Campanelli, Leone
Tagliaboschi, autore del 5-2, serve Di Luozzo che non riesce a girarsi e subisce un contropiede con Frangipane che va a terra sull'intervento del numero 3 Leone. Sarà tiro libero per lo Sporting. Battuta affidata molto probabilmente a Margaglio, si posiziona il pallone, andrà proprio lui su questo tiro libero. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Margaglio, il tiro ancora Ricci, era riuscito a fermare il tiro del numero 10, è arrivato però la corrente Battistacci che ha fatto 6-2 per lo Sporting Hornets. Allora Leone, Tagliaboschi porta il gol di Tagliaboschi, 6-3, un gran gol del numero 7. Il triplice fischio dell'arbitro finisce qui, Lusitana Sporting Hornets 6-3 per la squadra ospite che continua a rimanere nel gruppo di testa, ancora rimandata la squadra di casa.